Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, benvenuti a Calcio 5 Show. Ovviamente puntata ricca anche quella di oggi, siamo un po' in ritardo perché ovviamente anche Tennissimo ci ha tenuto banco con Max che si è scatenato, quindi andate a recuperare la puntata dedicata al tennis. Quest'oggi parliamo di Calcio 5, ci sono tante notizie e anche belle peraltro, perché sabato scorso nella nostra puntata dedicata alla futsal amatoriale non solo, avevamo parlato di Pordenone, Maccamprata, insomma le squadre che disputano categorie elevate, in Serie 2 Elite il Pordenone, in Serie 2 nazionale il Maccan, entrambe hanno vinto, quindi direi che portiamo bene. Non solo, la squadra femminile del Maccan si è laureata campionessa, ovviamente ha vinto il suo raggruppamento, il girone A, tutto Campo Cup, con il pareggio a Basiliano. Ovviamente ne parleremo dopo. C'è da dire che si sono anche disputate tante partite a livello amatoriale nel campionato del CSI di Pordenone. Siamo andati a raccontarvi Falchetti contro Pigozzi Team. Peraltro le due squadre si sono riaffrontate ieri per uno strano gioco e uno scherzo del destino. C'era il recupero proprio ieri sera della partita, il ritorno di fatto, il replay, dicendola in stile British, come succede in FA Cup, e infatti i Falchetti hanno vinto la partita di lunedì per 6-4 e ieri hanno perso 7-4, quindi come vedete nel giro di 4 giorni può succedere di tutto anche nel calcio 5, così come una partita da 50 minuti vive ovviamente di momenti particolari, di alti e di bassi, non si può mai dire nulla fino all'ultimo. E qua Max ovviamente intanto che ci dici di lunedì, è stata una bella partita, è stato bello raccontarla, e poi ovviamente dobbiamo chiedere scusa ai nostri amici perché passeremo al calcio a 11, ma insomma lascio a te raccontare dove, come, quando. Beh, allora, intanto di nuovo buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo in questa ennesima puntata di Calcio 5 Show, ormai appuntamento fisso del sabato, possibilmente alle 13:45, ma insomma, come avete capito, ogni tanto si deve purtroppo sforare. Che dire, sì, Calcio a 11, saremo in quel di Azzano Decimo proprio domani per commentare, filmare la partita di una vittoria di campionato, però io non vorrei proprio svelare, no? Svelare tutto. Insomma, siamo lì ad Azzano Decimo a filmare una partita di un campionato amatoriale di calcio a 11, insomma, siamo ben contenti, ma domani vi daremo tutti i dettagli perché saremo proprio in diretta a commentare questa partita importante. Dopodomani. Dopodomani, scusate, sì, quindi lunedì saremo ad Azzano Decimo, non solo allo stadio, lì a commentare il tutto. E quindi Che ti sarà un posso dire? evento che ovviamente, scusa Max, potrete seguire voi che ci guardate in diretta o in differita sui nostri canali social, quindi YouTube, Facebook e Twitch. Salutiamo Andrea Pegoraro, ormai il nostro collega anche di pronostici. A che ora giocano la partita lunedì? Alle 20:45 in quel di Azzano. Però adesso ovviamente abbiamo degli ospiti da celebrare. Peraltro dicevamo che il Maccamprata ha vinto in campionato la gara di sabato, ma è successo qualcosa anche martedì, e abbiamo qui con noi, come sempre, Max, introduci tu il nostro ospite, io lo inserisco nella diretta, insomma a te il compito di testare la sua preparazione, che come al solito è al top. Beh, niente. Come sempre abbiamo qua l'illustrissimo direttore marketing del Maccamprata che si presenta da noi per raccontarci, caro Gianluca, per raccontarci tutto quello che è successo tra martedì, insomma, e diciamo il campionato femminile che vi ha portato delle gioie immense. Raccontaci un po' tutto quello che è successo in questo fine settimana, insomma, in questo, diciamo, settimana, ecco. Raccontaci un po'. Buongiorno a tutti intanto, siamo qui a Isola d'Asti in una trattoria meravigliosa dove ci stanno coccolando, come si chiama? È da Marcello, siamo da Marcello, c'è il titolare che...
che tra l'altro è stato direttore di una squadra di calcio, prima in D, poi in C, e stavamo chiacchierando. Mi sentite? Sì. Sì, vedo degli ottimi amari alle tue spalle, peraltro. Ah, è sparito. I ragazzi stanno pranzando, giochiamo alle 17. Beh, che dirvi, è stata una settimana decisamente intensa. Sabato scorso abbiamo vinto una partita molto impegnativa che ci ha permesso di mantenere la distanza di 9 punti dal Sestu, che oggi tra l'altro ha una sfida che, se non fossi stato qui, sarei andato a vedere, contro Dolomiti di Rovereto, quindi una partita secondo me dove si scanneranno, e siamo molto interessati ovviamente al risultato. E invece noi giochiamo contro Isola d'Asti, che all'andata io l'ho apprezzata molto come squadra. Abbiamo vinto 1-0, sono a metà classifica rispetto a noi, però devo dire che mi ha impressionato, è un'ottima squadra. È chiaro che una vittoria o un pareggio ci agevolerebbero nel percorso verso la fine del campionato. È stata una settimana ancora più intensa perché martedì abbiamo giocato in casa contro il Videoton Crema e la vittoria ci ha permesso di entrare nelle Final Four, quindi dal 28 al 30 marzo saremo in quel di Policoro in Basilicata per giocare le Final Four delle 4 migliori società di A2 italiane. Ci sarà una squadra di Canicattì, provincia di Agrigento, una squadra di Terni, la Ternana, e una squadra di Roma, le Hornets credo. E quindi ci giocheremo l'opportunità comunque di essere nelle top 4 e andremo sicuramente per vincere, non per andare a fare le figurine. È una grande soddisfazione per la società, per i giocatori, per il territorio e per la regione Friuli, cosa che ci è stata testimoniata da tutte le parti. Quindi settimana molto intensa che addirittura ha avuto un'ulteriore soddisfazione perché le ragazze in quel di Basiliano con il pareggio di 3-3 sono matematicamente prime in campionato, quindi le nostre ragazze andranno a giocare le final a livello nazionale credo a Rovigo, in quel di Rovigo. Hanno lottato come delle leonesse, come tutti i nostri ragazzi, ed è stata una grandissima soddisfazione, quindi devo dire un momento magico dove comunque bisogna, come dite qua dalle parti nel Veneto, nel Veneto, mantenere 2 skate de Mona in tasca, quindi sempre il senso della misura. Ecco, poi c'è il nostro amico Darko che ci scrive a questo proposito: in bocca al lupo al Marcan per oggi. Ovviamente qua replichiamo come al solito con le dita incrociate, perché fino adesso insomma mi sembra che abbia teoricamente funzionato. E a proposito di squadra femminile, prima di dare le linee ai nostri ospiti, Gianluca, ovviamente bisogna aspettare il sorteggio per sapere chi affronterete in semifinale. Attenzione agli Hornets di Roma, perché i calabroni sono parecchio insidiosi, quindi attenzione. Sì. Poi bisognerà vedere se sarà Ternana, se sarà la squadra romana oppure quella siciliana, l'avversario del Camprata, insomma. Comunque, guardando il numero degli abitanti che avete messo nel vostro social, direi che Prata, con 8.000 e passa abitanti in confronto agli altri, è decisamente un gran bel traguardo. Certo. Quindi adesso celebriamo le ragazze. Ti do una intervista in esclusiva. C'è qua di fianco a me, c'è il presidente, ma non vuole guarda, aspetta che te lo faccio vedere. C'è il presidente Adelchi Maccan. Guardalo qua. Vediamo se, eccolo, lo salutiamo Adelchi, complimenti, eccolo lì, con la sciarpa. Complimenti intanto per il successo della squadra femminile. E l'abbiamo visto, caro Gianluca, nelle foto di rito. Adesso io direi di chiamare in causa le ragazze e anche l'allenatore. C'è Luca Riola pronto, c'è anche Spadotto, insomma un parterre de roi. Oggi abbiamo anche Erika Boraso qui con noi in veste di DS quest'anno. Erika, per infortunio, così mi hanno detto,
quindi a te che insomma oggi rappresenti la parte femminile di questa trasmissione, i complimenti da parte nostra, ovviamente estendili pure alle tue compagne di squadra, perché insomma adesso ci racconterete un po' com'è andata, prima te magari dal tuo punto di vista e poi i signori, quindi che vedo collegati, c'era presente anche Gianluca in tribuna, quindi un bel 3-3. Ma cosa è successo, Erika, in quel di Brasiliano giovedì? Ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie mille. È stato un gran traguardo raggiunto, una grandissima soddisfazione, meritata, direi meritata, perché quest'anno con il gruppo che avevamo, con la qualità e anche diciamo proprio a livello di gruppo, eravamo tanta roba, tutte quante le ragazze, mister Alessandro, è stata una lotta fino all'ultimo, infatti è arrivato appunto un pareggio, però quel che è bastato per portarci a casa questa grande soddisfazione che doveva arrivare, finalmente è arrivata, sudata ma è arrivata. Ecco, quindi sicuramente è il coronamento poi di un traguardo che poi lungo tutto l'arco della stagione, insomma, vi abbiamo ospitato più volte, effettivamente l'andamento della squadra è stato più che positivo. C'è stato magari qualche passo falso con la Val del Lago, che sembra essere un po' la squadra, diciamo, che vi mette un po' più in difficoltà probabilmente per una serie di motivi, tra cui il campo molto piccolo, almeno da quelle parti, e quindi è ovvio che fare dei nomi è indelicato, no? Però come hai detto te, probabilmente la forza del gruppo ha prevalso su tutto quanto, e quindi va fatto un elogio quindi alle ragazze che scendono in campo, che si impegnano. Tu sai di cosa sto parlando, perché insomma, al di là del ruolo che ricopri questa stagione, insomma, sei stata giocatrice anche tu, e quindi penso che si respirava un clima positivo che vi ha portato poi al traguardo finale. Dove andate a giocare, come diceva Gianluca, a Rovigo, le fasi finali? Sì, adesso bisogna capire bene come funzionerà, perché non è come insomma gli anni scorsi che abbiamo partecipato a questo campionato, però ci saranno delle fasi regionali a Rovigo in un weekend a metà maggio, e dopo ci saranno anche delle fasi nazionali che sarà probabilmente da decidere dove verranno svolte, quindi in teoria come ci classificheremo nelle fasi regionali, poi andremo alle nazionali. Però è tutto da vedere, perché quest'anno forse è cambiato qualcosina per poi classificarsi alle nazionali. Non si capisce ancora se andiamo direttamente o no, però dobbiamo intanto pensare insomma a queste fasi regionali a Rovigo a metà maggio. Intanto pensiamo questo, e poi soprattutto anche alla Coppa, che a breve insomma andremo a disputare il girone, la partita di ritorno contro Black Mamba. Ecco, quindi mi raccomando, attenzione alla Coppa, sempre tenere l'attenzione alta, ma il mister Luca Riola e ovviamente anche Alessandro Spadotto sono lì apposta per tenervi sulla corda fino a maggio, quindi mister, intanto complimenti per il successo, per il traguardo, ne parlavamo sabato scorso, non era facile, ma alla fine ce l'avete fatta, e vogliamo il tuo punto di vista insomma su questo traguardo. Buongiorno a tutti, grazie mille, vi ringrazio veramente, perché alla fine è stato un traguardo molto molto importante dal punto di vista societario, dal punto di vista delle ragazze, anche dal mio, perché sinceramente non è tanto che sono nel futsal, quindi non era facile. Ringrazio di cuore la società, soprattutto la famiglia Macan, perché ci è stata sempre vicino in tutti i momenti e ci ha sempre seguito in tutte le partite, anche in trasferta. Ringrazio molto Gianluca, perché era sempre lì con noi e ci dà sempre una mano, e ringrazio soprattutto lo staff, Alessandro, la Erika, perché comunque senza di loro tutto ciò forse non sarebbe successo.
Le ragazze le ho ringraziate al triplice fischio, perché alla fine merito loro, vanno in campo loro, quindi sono state veramente brave. Fino a 10 secondi dalla fine non sapevamo ancora bene, perché è stata una partita tirata, è stata una partita veramente intensa contro una squadra organizzata, il Basiliano, che secondo me insieme alla Val del Lago sono le due squadre che ci hanno veramente messo in difficoltà. Che dire, sono estremamente felice e, come ha detto la Erika giustamente, adesso sì, la felicità, tutto quanto, però c'è un altro obiettivo che è quello della Coppa. Questa settimana la lasciamo un attimino passare in tranquillità con i festeggiamenti e dopo dalla prossima penseremo subito alla Coppa. A questo punto, scusa se mi intrometto, no? A questo punto dove volete arrivare? Cioè, perché è chiaro, la soddisfazione è tanta, però ormai che ci siamo, l'appetito viene mangiando, o no? Sì, hai perfettamente ragione che l'appetito viene mangiando. Io, che dire, guarda, ti do un piccolo aneddoto che ho detto alle ragazze il primo giorno che sono arrivato al Macan, cioè quasi 2 anni fa. D'estate vado a giocare a briscola e mi secca perdere anche le partite a briscola, quindi figurati se tutte le partite che faremo, che sia il Black Mamba ritorno, che sia qualsiasi altra partita, noi andiamo in campo con quella di fare i 3 punti, stop. Dopo dove arriviamo, arriviamo. L'importante è che andiamo in campo con quella mentalità lì, di fare i 3 punti, di vincere, di portare a casa il risultato, vincendo, convincendo, divertendosi, perché le ragazze comunque si divertono e dando sempre il massimo con passione, grinta, voglia. Ero sicuro di vincere questo campionato, e anche se sapevo la qualità delle altre squadre, però ero veramente sicuro perché vedevo negli occhi delle ragazze durante gli allenamenti la fame, la voglia, la grinta, che sono tutte le componenti che cerco di trasmettere io, e alla fine con il grande aiuto di Alessandro su tutta la parte tattica, oltre che soprattutto i portieri, ce l'abbiamo fatta e adesso andiamo avanti il più possibile. A questo proposito, scusatemi, tiro in ballo proprio Alessandro che vedo qui collegato con noi. Che emozioni ti ha dato questo giovedì sera? Adesso vi metterò una foto che vi dovrebbe ricordare un po' di quegli attimi. Allora, giovedì è stata una partita molto tesa e le ragazze, diciamo, non si sono espresse proprio al meglio perché erano un po' bloccate dalla tensione, però poi siamo riusciti comunque a tirare fuori dal cilindro dei gol molto anche difficili, alcuni, uno è stato facile, altri due un po' più difficili, e l'abbiamo portata a casa. Ecco, vedo la foto che stai facendo vedere in questo momento qua. Come ti sembra? Mi arrabbio perché in quel momento lì, non so se nella foto vedi, io non ci sono perché ero andato a prendere il prosecco in macchina e proprio in quel momento lì hanno fatto la foto. Prosecco che avevo gelosamente senza dire niente a nessuno. La foto incriminata. Esatto, senza dire niente a nessuno perché porta male, neanche il mister lo sapeva, ma io avevo preso delle scorte e in quel momento ero andato in macchina a recuperarle e hanno fatto questa foto e mi hanno detto, Gianluca me l'ha promesso che farà un fotomontaggio e ci infilerà la mia testa da qualche parte in quella foto lì. Foto che resterà nella storia della società perché, quanto mi sembra, è la prima volta che si vince un campionato femminile. Non so se come Pranova prima era successo, ma non credo. Non mi sembra, non mi pare. Magari Erika, non so se puoi dirlo tu dopo. Non mi sembra abbiano vinto tanti anni fa, sì. Ecco. Sì, tanti anni fa, sì, però no. No, tanti anni fa abbiamo vinto un campionato, ma ammetto che il livello era decisamente inferiore. Cioè il livello del campionato era decisamente inferiore. Sei stato accontentato. Sì. Per cui per fare meglio dovremmo vincere anche la Coppa, no? Ragazzi, cosa dite? Magari. Io incrocio le dita perché, insomma, sportissimo qua
sabato scorso vi ha invitato e quindi il Macan ha giocato sabato la squadra maschile in Serie 2 e ha vinto. Poi c'è stato martedì il successo che ha decretato l'ammissione alla Final Four. Giovedì c'è stato il vostro pareggio che vale però più di una vittoria, oserei dire, e quindi cosa volete che vi dica? Continuo a incrociare le dita e vediamo cosa succede quest'oggi e aspettiamo come sempre i messaggi di Gianluca che ci ha tenuto aggiornato. Poi vi ho scritto a tutti per sapere il risultato perché ero un po' in ansia, no? Giovedì aspettavo notizie da Basiliano per sapere se effettivamente era andato tutto come doveva andare, ecco. Quindi intanto vi rinnoviamo i complimenti e poi ovviamente ci risentiremo sempre su questo canale per raccontare un po' come prosegue l'andamento sia della squadra femminile che di quella maschile. Quindi tanto vi ringrazio, vi auguro buon sabato, portate i nostri complimenti a tutte le ragazze del gruppo e mi raccomando tenete alta l'attenzione, quindi il compito che avete voi due, Alessandro e Luca, è quello di non mollare e ovviamente tenere a freno gli entusiasmi, perché non è stato, cioè è stato vinto un titolo, però magari si può andare avanti, ecco, giusto? Certo. Assolutamente sì. Sì. Io vi ringrazio e vi auguro buon fine settimana. Sì, Grazie. e comunque vi inviteremo alla festa che faremo alla fine anno della vittoria del campionato e invito già Gianluca anche a preparare una bottiglia enorme come quella dell'anno scorso che hanno festeggiato la prima squadra anche per noi. Lo dico io che sono astemio, però quest'anno mi sa che sperando con le dita incrociate ci saranno 2 mega bottiglie. Speriamo. Hai memorizzato, Enrico? Sì, memorizzato e incrociato bene 2 dita. Sarebbe bello sia la destra che la sinistra. Sarebbe bello fosse Come 3 le bottiglie. Dico... Ecco, sì, anche 3 oppure 4, visto che non c'è 2 senza 3, il quarto viene da sé. Ma insomma, non vogliamo porre limiti al Macan Prata. Ecco, intanto grazie a tutti voi di aver partecipato e vi auguriamo buon fine settimana. Grazie a tutti e ai colleghi. Grazie a voi. Grazie anche a voi. Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao, grazie a tutti grazie. voi. E quindi, caro Max, ritorniamo in diretta perché neanche il tempo di celebrare le imprese della società Macan Prata, che dobbiamo ovviamente tirare in ballo anche il Pordenone Calcio 5, perché anche il Pordenone Calcio 5 con Cristian Bertoli sabato scorso presente dal Palaflora, buongiorno, un viaggio verso la zona modenese, se non erro. esatto. Vediamo ciao Max, Ciao Enrico. Ciao Cristian, sei in viaggio verso Modena, a che punto siete? Siamo in viaggio verso Modena, sì, siamo più o meno a metà strada, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo il sole che ci accompagna, anche un po' di nebbia, ma speriamo che rimanga così almeno il clima esterno, perché non vediamo l'ora di arrivare presto, di entrare in campo, di sgranchirci un po' le gambe dopo 3 orette di viaggio, che sono sempre un po'... Sono un po' impegnative. Siamo qui. Sì, sono impegnative, ma ci siamo abituati, dai. Scusate, 3 ore ormai è una prassi come media nelle trasferte. Sì, non è la trasferta più impegnativa, però insomma è comunque un bel viaggetto, considerando che il clima non è dei migliori, almeno dalle nostre parti. C'era ieri sera una nebbia incredibile, anche oggi, anche stamattina. Poi adesso la situazione sembra migliorata, ma bisogna attendere che calino, ovviamente che cali la luce per vedere cosa succede, perché le temperature comunque da mezzogiorno in poi sono altine e questo crea un po' di problematiche. Poi la nebbia la fa da padrona. Quindi intanto come è andata con il Modena l'andata e quali sono le aspettative per oggi in casa Pordenone? Beh, l'andata abbiamo ottenuto un risultato inaspettato.
10-0 netto, però insomma c'è da dire la verità che il primo tempo è stato un primo tempo combattuto e nella ripresa non ha funzionato e noi bravi a sfruttare ogni tanto va le e viene il occasioni che segnale, abbiamo avuto, le opportunità che abbiamo avuto sotto porta. Ti abbiamo sentito poco. Mi spiace. Tranquillo. Hai detto appunto che il primo tempo era stato equilibrato. Sì, dicevo, all'andata è stato sorprendente, il primo tempo esatto, il primo tempo molto equilibrato, nella ripresa siamo stati bravi a sfruttare le opportunità che abbiamo avuto sotto rete e abbiamo chiuso la partita trionfalmente. Ecco. Oggi sappiamo che sarà diverso anche in virtù di quel risultato dell'andata. Niente Ricco, vedo un po' che qua è traballino il segnale, insomma. Una battaglia. Ma sai, in autostrada, comunque andando verso Modena, magari la velocità del una zona un po' infelice della F399, visto che siamo vicino a Maranello, quindi magari hanno fatto uno scherzetto come faceva Oriano Ferrari e hanno messo il motore della F399 come appunto dicevo prima nel pulmino, e quindi oltre una certa velocità il segnale non è che può essere performante. L'importante è che il Pordenone, e qua incrociamo anche qui le dita, porti a casa qualcosina. Faremo il possibile. Ovviamente ogni sabato cerchiamo di portarvi un po' di fortuna in dote, che non guasta mai, ma comunque il campionato mi sembra, vedendo la classifica, che sorrida anche al Pordenone. Direi a parte probabilmente la capolista Petrarca, che sta facendo una stagione, devo dire, straordinaria, però il Pordenone è lì. Giusto, Christian? Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Stavo dicendo... Senti? Sì, okay. Ti sentiamo. Sì. Dicevo della classifica che comunque vi vede tra le protagoniste. Sì, la classifica è sicuramente una classifica. Sì, non possiamo nascondersi a questo punto della stagione, siamo tra le protagoniste, quindi si sta bene a fare il nostro percorso partita dopo partita e oggi è importante vincere, anche perché poi avremo la pausa e vorremmo farla col sorriso, non con il bronzo. Pausa dovuta alle nazionali? No, il turno di riposo, siccome il campionato è formato da dispari, non ci sono squadre pari, ogni squadra ha una giornata di riposo. La prossima settimana tocca a noi e poi ci aspetterà il CDM Futsal in un bello scontro diretto, speriamo che sia con un vantaggio ancora maggiore per noi, ma comunque lo sapremo stasera. E ovviamente quindi affronterete la squadra genovese, quindi fra 2 settimane. Il CDM dovrebbe essere Ligure, no? Di zona Genova, se non ricordo male. Sampdoria per capirci. Attenzione, un nome importante che mi ricorda i fasti non odierni, perché adesso la Sampdoria Calcio è in Serie B con Pirlo allenatore, però mi ricorda Vialli, Mancini e non solo. Per i giovani come noi. Eravamo un po' più giovani. Esatto, Vujadin Boskov, che cito spesso e volentieri anche in radio. A questo proposito saluto il nostro amico Franco Poiana di Friuli Gol, che ci tiene aggiornati col suo sito e ci invita spesso in trasmissione a Radio Gioconda, quindi lo salutiamo. Cristian, a questo proposito io ti auguro insomma un buon pomeriggio. Facci sapere come sempre via messaggio come va a finire. Noi teniamo monitorato ovviamente il sito della divisione Calcio 5, i vostri social, il Pordenone è sempre attivissimo e peraltro ringrazio pubblicamente il vostro social media manager, perché ci mette sempre un cuoricino quando tagghiamo il Pordenone dopo il risultato, quindi se posso permettermi insomma lo ringrazio o la ringrazio se è una signora, perché Elias molto gentile.
Noi ringraziamo tutti, è sempre sul pezzo. Eh sì, proprio in questo frangente, devo dire, il Pordenone si distingue proprio per una serie di video interessanti, delle stories con il gol, il marcatore, quindi devo dire molto molto bello e piacevole, quindi seguite i social non solo del Macamprata ma anche del Pordenone Calcio 5. Allora Gianluca, buon viaggio, buona partita, attendiamo tue nuove. E a presto, a sabato prossimo no perché c'è il riposo, ci vediamo fra 2 settimane con te. Ma visto il collegamento saltalenante di oggi, magari ci sentiamo anche sabato, così parliamo con Benissimo, volentieri. un po' più di Volentieri calma, se volete. parlerai della partita di quest'oggi in quel Perché oggi faccio fatica. Anche noi ti sentiamo a sprazzi, ma non importa. Buon proseguimento, scusate ancora, ma purtroppo va così oggi. Tranquillo, grazie a voi. Buon futsale a tutti. Grazie Cristian, grazie mille. Ciao. Ciao Gianluca, no. No, infatti Gianluca è ciao. È mio, abbi pazienza. Ciao, saluto anche Gianluca, ci mancherebbe. Chiudiamo per la battuta. Ciao a tutti. Meno male che non ho sbagliato io, meno male che non ero io. Ciao Cristian. Vabbè, anche io devo dire, sto sfarfallando come la connessione del buon Cristian. Anche i ricchi piangono, diceva uno, no? Cioè anche quelli che insomma hanno ogni tanto sbaglio. Perché ricco, ma comunque... no, ma era per fare una battuta. Mi viene in mente Ezio Greggio, insomma, su Drive-In che faceva anche i Baudi piangono, ma insomma qua è una citazione molto vintage, oserei dire, perché insomma sono passati 40 anni da Drive-In, insomma, dalle prime puntate. Comunque permettetemi insomma di ringraziare tutti i nostri ospiti, è stata una puntata con delle difficoltà di connessione, insomma, però l'importante è aver celebrato come doveroso le società che si stanno impegnando qui in provincia di Pordenone, stanno portando in alto il nome della provincia. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e quindi noi che seguiamo con questa trasmissione, io e Max, l'andamento del futsal amatoriale e non solo quello della FIGC, facciamo davvero i complimenti alle società, anche quelle di Serie B e di Serie C ovviamente, che inviteremo prossimamente. Quindi Max, se non hai niente da aggiungere, come vedi questa mezz'ora e più è passata velocissimamente, come sempre. Ho detto ben poco e quindi posso solo aggiungere qualcosa così finale. Ti posso dire semplicemente che a breve avremo degli ospiti anche nella trasmissione Tennissimo. Mi sto attivando perché a breve incominceranno i campionati di Coppa Italia nel Friuli Venezia Giulia e quindi noi naturalmente ci sarà la Serie C perché ci saranno vari campionati anche qua e anche perché poi il tennis, no, si comincia più verso il caldo, no, e quando ci sono le stagioni si cominciano le varie squadre ad affrontare, poi ci sono un sacco di tornei che iniziano, insomma tanta roba. Io ho già in mente qualche ospite interessante e se vi piace questo format che abbiamo fatto di Calcio 5 Show, chissà che magari anche a Tennissimo non vi possa piacere con degli ospiti, insomma, che ci possono parlare di quello che è il mondo tennis anche nel Friuli Venezia Giulia. Ecco, hai parlato poco di Calcio 5, ma probabilmente avevi dato tutto nel primo set a Tennissimo. Permettimi questa battuta. No, e perché, adesso guarda, sei entrato proprio con un bello smash. Ho voluto dare spazio alle femmine, insomma al calcio femminile a 5, perché loro hanno meritato tanto, hanno dato tanto per questo sport, perché poi insomma voglio dire non è mai facile e quindi era giusto che parlasse chi aveva raggiunto dei traguardi, ecco, e adesso con obiettivi nuovi, perché poi alla fine purtroppo non ci si ferma mai, non è che se tu hai raggiunto un obiettivo devi fermarti, puoi sempre trovare degli stimoli nuovi, in questo caso ci sono le finals, per cui direi che è giusto così, ecco. Per quello ho preferito lasciar parlare loro ed è stato bello così, ecco. Tutto qua. E adesso ci hai lanciato, hai colpito con questo smash dicendoci che probabilmente ci porterai degli ospiti a Tennissimo.
e quindi è un bello scoop. Ovviamente vi lanciamo anche un contest proprio a fine puntata, e insomma dateci una mano, perché stiamo pensando al titolo della nostra trasmissione dedicata alle Olimpiadi. Siccome quest'anno ci sarà l'Olimpiade a Parigi, dopo 3 anni commenteremo un po' di eventi, come abbiamo fatto con la Tokyo Piano, una trasmissione, devo dire, ai limiti del paradossale, che però era nata con una certa idea e poi ha preso una via a sé stante, ma il titolo era, devo dire, forse la cosa migliore, ma adesso trovarne uno con Parigi non sarà facile, quindi aiutateci anche voi. Ci stiamo pensando, ci stiamo spremendo le meningi, ma ancora non abbiamo partorito il titolo che ci piace. Ci sono vari ed eventuali, Parigissimo, se Paris, che ne so, ne abbiamo tante pensate, aiutateci anche voi, dateci dei consigli, no? Sì, qualcuno aveva tirato in ballo la baguette, ma oddio, ti fa ricordare non è no, pertinente, non essendo un manuale di cucina, insomma, non essendo sportissimo un contenitore dedicato alla cucina, anche se Max potrebbe dire la sua, qua lo dico ovviamente, sarà lui poi a smentirmi o no, però a parte le battute, insomma, dateci una mano, commentate qui su YouTube, su Twitch, su Facebook, dove volete. Noi ovviamente alziamo le antenne. Vi ringraziamo per l'attenzione, è stata una bella puntata anche oggi, mi sono divertito, spero anche tu, e speriamo che la nebbia cali, perché insomma ci piacerebbe raccontare lunedì il calcio 11 e fare la nostra prima telecronaca, ovviamente sui 90 e passa minuti. Non sarà facile per noi, ci proveremo, nebbia permettendo. Salutiamo a questo proposito gli amici degli amatori Calcio Corva, che ci ospiteranno in quel di Azzano lunedì alle 20:45, la diretta ovviamente sui canali social che vi invitiamo a seguire. Metteteci qualche like, seguite la pagina, mettete la campanella, insomma fate di tutto di più. Max, a questo punto me ne vado e ti lascio in compagnia del pomeriggio e ti auguro un felice fine settimana da capolista, perché l'Inter ieri ha vinto 4-0 e quindi oramai è andato è andato verso lo scudetto l'Inter. Vedete la scaramanzia di Max, lo capisco perché facevo pure io l'anno scorso così, e sono pronto a scucirmi lo scudetto. Lo scudetto è andato, dice Andrea, da buon milanista che lo possino. Ricordiamo che c'è ancora il derby, c'è ancora da giocare contro il Napoli, c'è ancora da giocare un sacco, c'è ancora il recupero contro l'Atalanta, un sacco di partite difficilissime. Certo, ci si gasa perché magari si è pensato un 4-0 possa essere tanta roba, ma pensate che abbiamo giocato contro l'ultima in classifica. Per quanto uno possa dire la verità, bisogna essere anche onesti intellettualmente. Forse l'Inter in questo momento ne ha di più della Salernitana, un po' come il Milan, che ha giocato contro le renne di Babbo Natale ed ovviamente ha vinto 3-0. Bisognava vedere se incontrava l'Inter, se vinceva 3-0 contro le renne. Non so se mi spiego, e ho detto tutto. Va bene, e questa è l'ultima chicca che ti ho dato. Ecco, dopo i propositi natalizi un po' in ritardo di Max, perché l'unica renna che io conosco è Rudolf, prima che il naso mi diventi rosso come quello del mitico Rudolf che ho appena citato. Vi auguriamo un felice sabato, un buon pomeriggio, buona serata e buona domenica. A presto qui su Sportissimo Channel. Ciao a tutti.